Siamo un po' più qua. Mm? Un po' più qua. No, è perché sono io troppo, ecco qua. Abbiamo posizionato, ecco, quindi il sensore in modo che chiaramente non sembri troppo largo, ecco, quindi Sono più forse un larga. po'. Sono più larga io? Eh? Sono più larga? No, io è che dopo mi fa la spalla molto, dopo sembro quasi gobbo, ecco, quindi ora devi posizionare bene. Bene, questi sono piccoli accorgimenti da backstage, da dietro le quinte, come vedete sono tornato in versione estiva, questa è una giacca che avevo utilizzato puntualmente per le mie prime uscite nel 2019 e purtroppo non ho avuto il coraggio né l'anno scorso né l'altro anno di indossarla, non mi sembrava il caso di arrivare anche al giallo. Ecco, quindi il giallo l'abbiamo tenuto per questa, penso, ripresa, sono con la chef con 2 F e una E finale, come andrebbe scritto tutte le volte che si parla di queste poche cuoche dei ristoranti. In realtà le cuoche sono quelle che stanno a casa, che cucinano per tutta la famiglia e sono chiaramente tantissime, diciamo che la cucina è femmina, però nei ristoranti in effetti, come dire, si incontrano i maschi, no? Sì, è un po' difficile. Quindi sono una cosa, come dire, anche le cuoche tipo Valeria Piccini, no? Tanto per intenderci, preferisce il termine maschile, perché chiaramente deve gareggiare insieme agli altri. Quindi siamo con la chef arrivata quest'anno, appena arrivata, 4 mesi, che si chiama Roberta Proto. Roberta Proto, ecco qua, che prima stava qua vicino, ecco, con lo chef Crescenzo Scotti. Ecco, perché lei fa parte del suo team, faceva parte del team di Crescenzo Scotti. Chiamato l'anno scorso e sono andata a lavorare da lui. Ah, ecco, vi conoscevate, avevate già avuto modo nei suoi trascorsi in altri sempre alberghi, ristoranti? No, ci siamo conosciuti ad un evento. Un evento? Sì, tipo Festa Vico, non so. No, facciamo un evento in un ristorante, io sono andata lì come ospite, l'ho conosciuto. Siamo conosciuti lì e ospite, cioè è andata come cliente? No, sì. Ah, ecco, e quindi parlando del più del meno, ecco, è emerso ecco, che lei è una cuoca, quindi che arriva da Borgo Sant'Andrea, uno di questi alberghi che stiamo tenendo appunto d'occhio, che si trova fra Amalfi e Conca dei Marini, ecco, e quindi bene, perché qui chiaramente insomma gli investitori comunque continuamente, giustamente, chiaramente creano delle cose. Io tra l'altro in questo momento vi parlo da un posto che potremmo anche chiamare Ravello, in realtà è Borgo Minuta e la località è Scala, cioè è una località adiacente a Ravello, quindi se vuoi vedere Ravello vieni a Scala, se vuoi vedere Scala devi andare a Ravello, un po' come Letojanni in Sicilia, se vuoi vedere Taormina stai a Letojanni o viceversa, chiaramente sono quei giochi chiaramente che si fanno molto volentieri perché sono posti comunque belli che si possono guardare l'un con l'altro. Parliamo di questa cucina appunto di questa prima stagione, a questo punto con la nostra chef, al ristorante Gli Ulivi. Sì. Ecco, quindi una cucina di pesce, mi è sembrato di capire, molto di pesce. Carne un po' di meno. C'è un piatto. Sì, un piatto solo. C'è un piatto principale che poi l'abbiamo rifilato a Oliver, che è l'onnivoro praticamente della famiglia, perché c'è la nonna che è vegetariana, io che non mangio la carne, e quindi chiaramente il nostro team deve essere pronto a tutto, e quindi ecco, lui è quello che poi ha provato questa guancia, se vogliamo partire. Cotta a bassa temperatura, che viene servita con una riduzione dei broccoli e una crocchetta di patate. E quindi è un piatto chiaramente lì messo un po' a completare il menù per chiaramente un albergo come questo, che praticamente più che un albergo è una bella casa da 5 stelle, veramente experience, e no, perché c'è sempre questa casa non è un albergo, si può fare anche ecco, l'incontrario, e quindi ecco, chiaramente deve essere tutto perfetto. Per esempio notavo che ieri sera, come al solito, la gente giusta arriva a una certa ora, cioè arrivavano a cena alle 10:30, che poi col Covid di mezzo, devo dire una cosa che
ormai non si vede più da nessuna parte, sono proprio i ritardatari, no? Sì, sì. E invece devo dire che qui, grazie un po' anche a questo standard dei 5 Stelle che prevede per gli alloggiati, chiaramente avere un servizio quasi H24 comunque di chiusura del ristorante, non so qual è la vostra chiusura. Alle 11. Alle 11, vede, alle 23, infatti sì, ricordavo bene, adesso non ricordavo se era per i 5L piuttosto che i 5 Stelle, ma evidentemente qui quel luxury experience molto probabilmente indica che c'è anche oltre i 5 Stelle, cioè l'infinito praticamente, dove il cliente viene servito, deliziato continuamente. Lei si occupa anche delle colazioni? No. No. Quindi, solo del ristorante. Diciamo che la colazione ha sicuramente un plus, che sono appunto questa pasticceria che arriva direttamente praticamente dal pasticcere, che è sempre la migliore formula. E bene, quindi ora parliamo invece di questi che sono invece piatti di pesce, che invece sono alcuni. Tipo io amo, visto che si parlava anche di conche dei marini, prima amo i tofani, quando vengo da queste parti so che conche dei marini c'è una profondità che permette, lei li fa in tempura? Li fa fritti come sono? Ecco, quindi quei tentacoli, perché io poi non ho neanche mai visto il tofano, li ho sempre mangiati, devo dire. Tra l'altro a Conca dei Marini c'è Monastero Santa Rosa con Cristo Bob, e devo dire, ho sempre mangiati magari anche con una pasta, e quindi avevo un'idea, diciamo, potevano assomigliare secondo me a dei più che che l'avete anche in carta, tra l'altro, il polpo, ecco, più una cosa del genere, più i tofani, pensavo fossero più vicini al calamaro, no? Sì. No, perché un po' si assomigliano. Si assomigliano, però è diverso anche il tipo di diciamo pesce. Penso che il totano è più duro e il calamaro è un po' più morbido. È questo che è piacevole, molto piacevole, devo dire. Croccante. Esatto. Quello indubbiamente. Poi viene servito con una cipolla caramellata vicino, che si usava a Salerno, questo tipo di frittura. Calamaro, totano con cipolla, si usava una volta. Vabbè, questo è un piatto di tradizione. Questo è un piatto principale, mentre invece negli antipasti la mia scelta è andata su quello che poi mi è sembrato un po' un brodetto, se vogliamo. Un sauté. Un mare in tavola. Scusate, ma evidentemente c'è una presa della corrente che forse non sta funzionando. Vorrei ecco, ci ritrovassimo appunto senza il collegamento, ecco, quindi questo è bello della diretta. Sono diventato un po' rosso perché ho preso il sole, poi c'è anche la maglietta che è solo quello, ecco, quindi è il sole di queste giornate, di queste belle giornate annunciate. Quindi ecco, il mare in tavola. Il mare in tavola con questi piccoli gamberetti freschi di mare. Sì, cozze, vongole e gamberetti. Ecco, devo dire molto piacevoli. Questi gamberettini piccoli, se si trovano come quelli appunto che ho provato ieri sera, sono assolutamente deliziosi. Ecco, quindi, però molte volte, devo dire, vengono utilizzati, almeno il formato. Ecco, questo formato, diciamo, che solitamente non fanno l'effetto di ieri, ma complimenti appunto per la scelta di questo, che probabilmente è una ricetta anche nel manuale dell'Artusi, perché il manuale dell'Artusi dice che il brodetto poi uno lo può fare con quello che vuole, con quello che c'è sul posto, quindi con l'Impopoli piuttosto che Cesenati, Profano, e quindi questo sarebbe il brodetto di qua, perché lei è di Amalfi. Lei è di Amalfi, provincia appunto di Salerno, e quindi sarebbe un po' il brodetto vostro. Sì, non so te. Bene. Altre cose, vediamo. La parmigiana di mare, con gli alici. Che è uno dei piatti che non ho provato, e mentre invece mia moglie, che è vegetariana, ha tolto una colatura di alici dallo spaghettone. Che poi la coloratura di alici in realtà, come dire, ha il sapore del mare. In realtà prende il sapore penso della pelle di questi
tutto, inferiori, qualsiasi cosa del quindi sì, il sapore sarebbe quello. In effetti i vegetariani, come dire, ci tengono comunque a non mangiare appunto pesci e carni, no? Sì, e quindi anche quelli che vengono un po', in un certo senso, in effetti maltrattati, se vogliamo, ma purtroppo in cucina, quindi c'è poco da fare. E quindi, ecco, riuscite anche a accontentare comunque i vegetariani, non so se c'è proprio... Anche vegani, avete anche proprio dei piatti? Sì, abbiamo dei piatti, volendo uno di, come si posso dire, fa una prenotazione, sono vari vegani, noi ci prepariamo. Mentre sulla carta, diciamo, andiamo quasi esclusivamente sul pesce e questo piatto di carne che appunto dicevamo prima, e siamo aperti pranzo e cena tutti i giorni, si lavora parecchio. Un difetto, diciamo, di 5 Stelle è che c'è veramente da lavorare, il cliente sceglie appunto questi posti, no? Anche per quello, ecco, quindi questo è un po' il plus, ecco. E quindi dolci. Sui dolci, cosa possiamo dire? Io ho provato il cioccolato. Percorso di cioccolato. Percorso di cioccolato. Percorso di cioccolato, che si compone? Prima era un tortino caldo, visto che adesso invece è estate, ho messo un tipo di caprese al cioccolato, con cioccolata bianca e poi un crumble al cioccolato. Perciò un percorso di cioccolato, perché sono vari cioccolati all'interno. Ma infatti incentrato su questo che in effetti può ricordare il tortino, che quindi cambia perché poi fate primavera e poi farete anche appunto l'autunno, l'apertura, mi dicevano la reception, che non è tutto l'anno, ma comunque da Pasqua fino alla fine di ottobre, e quindi, come dire, la cosiddetta estate meranese, no? Che è quella che finisce con il Merano Wine Festival. Bene. Per quanto concerne i vini, devo dire che abbiamo, non so se il vostro maître, anche lui è arrivato con lei quest'anno, siete arrivati assieme, quindi c'è stato un po' un rivoluzionamento qui a Palazzo Pascal, che poi Pascal sarebbe Pasquale, no? Pasquale Sorrentino, e quindi più che un ceramista, è uno che disegna queste ceramiche. Quindi il bello, visto che la cuoca chiaramente sa tutto dei suoi piatti, chiaramente, però qualcosa immagino sappia anche appunto dell'hotel, e quello che ho potuto appunto vedere, che qui siamo, non so se c'è qualche cos'altro, visto che lei è di Amalfi, magari sì. A me viene in mente quel ristorante ad Amalfi, la Caravella, che lui, oltre che chef, è un commerciante che lui di queste cose, dove praticamente ovunque ci sono tutte queste creazioni. Qui più o meno la stessa cosa anche con appunto le camere. Devo dire che io sono affascinato da questi colori, nonostante a Milano Marittima, dove ero prima di partire, tra l'altro, non ve ne ho parlato perché non siamo ancora andati in onda in studio, dove siamo riusciti a fare al Mare Pineta Resort una cosa che pensavo di farla nei prossimi mesi andando a Cuba, invece l'abbiamo già fatta a Milano Marittima, una cena praticamente con i sigari, un po' come si vede nei film, con la musica salsa, si vedono questi tavoli apparecchiati dove seguono anche i piatti, dove puoi fumare il sigaro, ecco, ci devono essere anche, come dire, quelli del tavolo di fianco, chiaramente, che fumano anche loro, e altrimenti li potresti appunto disturbare. Quindi siamo riusciti a fare questa lezione pomeridiana sui sigari, abbiamo guardato tutto le linee particolari, e poi appunto anche sull'aperitivo, insomma, avevamo dei sigari a disposizione, quindi a bordo piscina, insomma, Mare Pineta Resort, siamo riusciti a fare questa cosa. E questo albergo, devo dire, l'ho praticamente apprezzato negli anni passati, quando praticamente il pavimento delle loro stanze era con queste ceramiche di vetri, che purtroppo hanno ceduto il passo a quelle nuove, ecco, che il proprietario dell'albergo Salaroli, chiaramente, essendo uno che arreda bagni, chiaramente deve vendere, chiaramente, no? E quindi deve fare, ecco, nonostante fossero bellissimi, chiaramente. Allora adesso le ho ritrovate qua e devo dire che è piacevolissimo. Bene, altre cose, quindi ecco, diciamo che il vostro ristorante
è un ristorante, voglio dire, gli ulivi, perché siamo praticamente immersi dagli ulivi. Ecco, siamo immersi appunto negli ulivi e diciamo che c'è questa informalità che può arrivare anche alle 10:30, 10, ma non è una pizzeria, ecco, quindi con tutto il rispetto per la pizza, ecco, quindi c'è questo standard che permette effettivamente di essere a proprio agio e anche poi nella scelta, insomma, dei piatti. Un piatto magari si mangia, mi è sembrato di capire, cioè con una di queste paste, di cui non abbiamo detto nulla perché ieri ho saltato la pasta, quindi ho fatto entrée, come si fa all'estero. Mangiamo oggi. Mangiamo oggi. A pranzo, ecco, sì, ecco, sì, certo, sarebbe fantastico, piacevolissimo, ecco. Bene. E domani facciamo un'altra diretta. Noi siamo in partenza, ecco, quindi siamo... Poi ci sarà l'occasione di tornare, vi aspettiamo. molto volentieri, anche perché poi qua un po' nell'entroterra, un po' in montagna, se vogliamo, dai. Come dice, c'è anche un festival, so, qui dedicato a Wagner, o comunque, visto che Wagner evidentemente aveva apprezzato, quindi lo ricordano anche con dei concerti qui nella vicina Ravello, perché no? Ecco, quindi sicuramente molto interessante. No, se ci sono altre cose, belle esperienze, adesso a parte questo chef che può essere stato una sorta di mentore, c'è qualche cos'altro che può... Il mio maestro, chi è stato? Mio padre. Ecco. Mio padre è chef. Chef ancora in capo, perché la nostra cuoca, non so se lo possiamo dire, è giovane. È giovane, sì. Ecco, come vedete, sembra 25 anni, quindi il papà ne avrà 50, non so quanti... No, qua 73. Io ne ho 43 quasi. 43. Tu ne hai 43? Ecco, allora mi avevano detto, allora niente, no, ma scusate, quindi... Ecco, quindi vabbè, sì, mi hanno detto una quarantina d'anni, quindi diciamo 40. Però mi venuta molto più giovane, infatti. Sì, 25, perciò ne dico 25. Ecco, quindi ci credono tutti. E quindi ecco, lui avete avuto un ristorante di famiglia? Avete qualcosa? Abbiamo lavorato insieme a Piazza Navona, a Roma, 8 anni. C'è stata quindi... Sì, Trattoria della Pace e poi Santa Lucia, ristorante. Quindi avete vissuto... Sì, abbiamo sempre lavorato avete insieme. portato avanti la cucina di qua? Sì. E quali sono le caratteristiche della cucina amalfitana a questo punto? No, vabbè, lì facciamo una cucina un po' più tradizionale. Scialatielli, frutti di mare, queste cose qua. Sempre comunque... Sì, sempre mare. Sempre la forte componente. Nonostante qui comunque è un attimo salire e essere praticamente in montagna, quindi non sorprende poi il fatto che ci possa essere, non dico della selvaggina, però insomma comunque anche della carne. E quindi un piatto che è rimasto quindi in tutto questo, un suo piatto a cui è legato in modo particolare. Preferito? Penso lo spaghetto con la coloratura, quello che mi viene meglio. Però bisogna mangiarlo con tutti i complementi per vedere com'è. Perché comunque è un piatto appunto vegetale che ha giusto questa coloratura appunto di alici. Io metto anche una punta di alici però, quindi c'è il pesce. E quindi nel caso di un piatto insomma per vegetariani che mantiene la stessa cosa, magari con un'alga si potrebbe ottenere la stessa cosa, no? Sì, assolutamente. Ecco, perché poi ci sono degli escamotage, un po' quello che mi diceva Graziano Pozzetto, un grande gastronomo, uno di quelli proprio che viene, no, perché chi si è occupato di cucina in passato, allora, erano comunque dei mangiatori, quindi partecipavano a queste grandi, me l'ha confessato Graziano Pozzetto, e lui mi disse, a proposito della piadina, che utilizza lo strutto, mi disse, sì, si può usare anche l'olio, che è un ingrediente moderno. Sì, no? È vero. Per fare appunto la stessa cosa. Anche nei dolci, è una piccola appunto correzione, quindi ecco, si può sempre mantenere, si può sempre trovare qualche cosa senza come dire, andare proprio a finire sulla cucina molecolare. Bene, quindi vi salutiamo qui da Palazzo Pascale, questa immersione nelle appunto ceramiche di Vietri che stanno più verso Salerno, no? Nascono là, ma comunque no?
fino ad Amalfi, fino al confine con Napoli, chiaramente, insomma, regnano, e quindi arrivederci, visto che insomma, mi è sembrato di capire insomma, che ci sono degli altri piatti da provare, e quindi rimaniamo qua a pranzo. Qua, ecco, quindi vediamo il da farsi. Bene. Non ho mai fatto una diretta